Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È stato identificato dalla polizia l'autore delle minacce alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta di un siciliano di Siracusa. Su disposizione della Procura Aretusea, la Polizia Postale e la Digos hanno eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo di 27 anni, disoccupato, residente nella provincia siracusana, indagato per violenza privata aggravata nei confronti della Presidente del Consiglio. La polizia di Catania ha arrestato Domenico Roberto Sciuto, 18enne, accusato di omicidio preterintenzionale ai danni di un cittadino delle Mauritius. Il giovane il 30 luglio scorso in piazza Nettuno aveva colpito l'uomo al volto con violenza tale da farlo cadere al suolo privo di sensi. Lo straniero è poi morto a causa delle gravi lesioni riportate. Fondamentali le riprese delle telecamere in zona per risalire all'identità dell'aggressore. Ci spostiamo nell'Agrigentino, dove sono in corso indagini in merito ad una sparatoria avvenuta ieri sera a Canicattì. Un 37enne del posto è stato raggiunto da un colpo di fucile alla schiena. Soccorso è stato prima trasferito all'ospedale Barone Lombardo, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico, per poi essere trasportato in elisoccorso al reparto di terapia intensiva dell'ospedale civico di Palermo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. Nel pomeriggio di sabato 3 dicembre scorso, la polizia di Trapani ha arrestato un 72enne presunto autore di violenza sessuale continuata su una donna disabile. Le indagini, supportate da intercettazioni ambientali e videoriprese, hanno permesso di raccogliere gravi elementi a carico dell'uomo, di professione maestro di musica e canto, il quale avrebbe indotto ripetutamente la vittima, giudicata completamente incapace dal tribunale, a compiere atti sessuali. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.